canzone napoletana. Con le sue tournée ha contribuito a diffondere la canzone melodica italiana nel mondo, dalla Cina all'Australia, dall'America Latina alla Russia. Oggi è qui con noi per festeggiare i suoi 30 anni di carriera artistica. A Mattina in Famiglia, Bruno Venturini. Isteo paese con tutte parole sotto ciò sua mano so sempre parole d'amore. Bruno Venturini a Mattina in Famiglia, che piacere, benvenuto. Grazie. 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 E salutiamo anche il maestro che da sempre accompagna Bruno Venturini, il maestro Franco Zauli. Buongiorno. Musicista e autore di canzoni di grande successo. Benvenuto maestro. Grazie. Allora, Bruno, 30 anni di carriera, una carriera gloriosa, di grandi successi. Vogliamo ripercorrere le tappe più importanti, insomma, a grandi linee ovviamente, perché sarebbe impossibile. Certo, posso soltanto dire dove non ho cantato. Ho fatto circa 200 viaggi nel mondo, in Lapponia, perché non fa mai notte, è sempre giorno. Sì, perché fa freddo. Io ho cantato, poi c'è poca gente, perfino pochissimi in abitanti. Polo Nord ho cantato, perfino in Polo Nord. Quindi... Bruno, e anche un grande successo americano. sì. Anche quello è stato proprio... È stato un trionfo in America perché... è stato un vero trionfo. Sì, perché nel 64 io sbarcai in America come il cantante che aveva l'età delle vacanze amalfitane di Jacqueline Kennedy. Io fui scelto ragazzino a cantare per la signora Kennedy, che si innamorò della mia voce in una serata di gala per ladies. Eccola qua, Questo ragazzo lo voglio a Villa Rufolo con me, quando voglio che mi canta Anne McCore, Come Back to Sorrento, ecco. Allora io cantavo per lei. Questo bellissimo accento americano. Anche noi come Jacqueline siamo tutti innamorati di queste canzoni. E allora è arrivato il momento quindi di ascoltare uno dei tuoi grandi successi, un classico poi della canzone napoletana. Vogliamo ascoltare O Sole Mio, sempre accompagnato al pianoforte dal maestro Franco Zauli. Bruno Venturini. Che bella cosa è una giornata sola, un'aria serena dopo una tempesta, con l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata solo, ma nato solo, più bello in me, oh solo mio, stan pronto a te, oh solo. Stan pronto a te. Vicino mare, facimmo amore, a coro, penso spassare. O solo mio, stan pronto a te,
confronto a te. Grazie. Bravissimo, che Grazie. voce. Grazie. Beh, lo credo che ha conquistato le platee di tutto il mondo, Bruno. Ma io ho dei ricordi favolosi proprio perché, come mi disse ultimamente Murolo, io ringrazio Dio che tu sei nato. Ti ringrazio a nome di tutti i padri della canzone napoletana, perché tu stai portando alle nuove generazioni questo patrimonio in questo momento di massificazione, di globalizzazione. Io vorrei anche sapere quali sono i suoi progetti per il futuro. Ma i miei progetti vanno avanti, adesso andiamo in Australia, andiamo in America, poi c'è tanta ancora da fare in concerti popolari, loro di Napoli, l'omaggio a Caruso con l'Orchestra Sinfonica del San Carlo, Giuseppe Nepeta, diretta dal maestro Visco. C'è tanto lavoro da fare per portare questo messaggio a tutte le generazioni. Tanti progetti per il nostro maestro Bruno Venturini. E adesso con che cosa salutiamo il pubblico di Mattina in Famiglia? Con tutti i nostri ragazzi. Una canzone che in giapponese e in cinese Iko Yamae significa funiculi funicula. Andiamo alla montagna. Ecco, È ben augurante. Venite ragazzi, tutti insieme, la cantiamo tutti. Andate con me ragazzi. Una saglietta, tu sai addosso sto carangrado chiude spietta, fammelo un po'. Addosso lo fuoco coccia ma si fuio, te lascia stare. E non te corra appresso, non ti struio, sulla guarda, yamma, ngoppi yammia, yamma, ngoppi yammia, funiculi, ngoppi yammia, funicula. Dalla terra alla montagna non passa in cielo. Se vede Francia Prosa dalla Spagna e i beccatte tirato con le fune di tan fatto glielo sa va come il vento all'ingrassato. We sagna sa, yamma, ngoppi yammia, yamma, ngoppi yammia, funicula, ngoppi yammia, funicula. Funicula, ngoppi yammia, funicula. Grazie. Maestro Sauli. Bruno Venturini. Qua chiedono il bis. E poi torneremo. Se il dottore Guardi ci rinvita, verranno le prodotte qua. Facciamo così. Grazie a te.